Bentrovati amici, oggi parliamo di Don Pino Puglisi, dell'eredità che ha lasciato questo sacerdote, educatore, testimone del Vangelo, 30 anni fa ucciso dalla mafia, in odio fidei come è stato definito e proclamato beato. Ma cosa ha fatto di così tanto male questo sacerdote, tanto da meritarsi una pallottola alla nuca? Così è stato raccontato da chi lo ha ucciso, che poi si è anche pentito, perché quel sorriso che Don Pino Puglisi elargiva a tutti, perfino ai suoi killer, è indimenticabile e ha comportato perfino la conversione del suo assassino. Ne parliamo oggi con gli ospiti che vi presento subito. In collegamento abbiamo Rosaria Cascio, alla quale do il benvenuto e il ringraziamento per essere qui con noi. È un'ex alunna di Don Pino Puglisi, lo ha conosciuto bene e adesso è anche una insegnante. In studio con me è Giuseppe Sant'Elena, che invece è il responsabile di un oratorio, l'oratorio di Biancavilla, che porta proprio il nome di Don Pino Puglisi. Rosaria Cascio, docente, inizio proprio con lei. La figura di Don Pino Puglisi è ancora viva, il suo ricordo, che impronta ha lasciato in lei, tanto che poi ha anche deciso, come dire, di seguire un po' le orme di Don Pino, nel senso di scelta di professione. Buonasera a tutti intanto, buon pomeriggio. Come dire, incontrare ed essere formata da un uomo che poi ha dato la vita per tutti e che muore nel modo in cui è morto, cioè ucciso dalla mafia, chiaramente lascia un segno dentro che non può diventare una cicatrice che mettiamo nel dimenticatoio. Necessariamente è un segno sul quale dobbiamo riflettere, soprattutto noi che l'abbiamo impresso direttamente sulla nostra pelle, noi testimoni diretti. E allora dobbiamo fare una scelta, o così ricordarlo ed emozionarci quando lo ricordiamo, oppure utilizzare l'energia che da quel ricordo sentiamo per trasformarla in memoria e quindi in impegno. Ed è esattamente quello che ho fatto, consapevole che avevo la responsabilità anche nei confronti della storia di continuare ad essere testimone di quei valori eterni che Puglisi ha testimoniato. Ecco, io ho iniziato la trasmissione dicendo: ma cosa ha fatto di così tanto male questo sacerdote, tanto da meritarsi una pallottola alla nuca? E beh, ce lo dice lo stesso Totò Riina, il boss sanguinario in carcere, intercettato, parlando con altri detenuti, ha detto: nel quartiere voleva fare tutto lui, era lui che comandava. Ecco, cosa faceva? È una cosa semplicissima, era quella di radunare attorno a sé dei ragazzi, come dire, fargli comprendere che non esiste solo l'odio, la mafia, ma che esistono dei valori quali l'essere nella legalità, agire nella legalità, la solidarietà, i valori dell'amicizia. Tutto questo faceva Don Pino e per questo era odiato dalla mafia. In realtà faceva il sacerdote, quello, spesso si parla così tanto male dei sacerdoti, ma in realtà non di tutta l'erba si può fare un fascio, non solo, ma la maggior parte dei sacerdoti è sono veramente delle persone che testimoniano il Vangelo, soprattutto quanti agiscono e operano nei quartieri difficili come quello di Brancaccio a Palermo. Ecco, che fine hanno fatto i ragazzi di Don Pino Puglisi? Intanto rifletterei su quelle due categorie che lei ha utilizzato, quella del bene e quella del male. Sono delle categorie che appartengono al mondo civile, lo chiamo così, ed è quello a cui apparteniamo tutti noi, gente per bene, ma appartengono esattamente anche al mondo della mafia, che però le vive in una maniera, direi, diametralmente opposta a quella in cui le viviamo noi. Ecco, il bene per noi è fare il bene, quindi essere guidati dall'amore, essere guidati dalla voglia di dare agli altri benessere. Per la mafia invece il bene è esclusivamente quello proprio e quindi il proprio interesse, anche se questo significa farlo, averlo a discapito degli altri. Puglisi entra esattamente in questo tipo di interesse. Quando Totò Riina, intercettato in carcere,
dice testuali parole, tutte cose voleva comandare Iddu, si riferisce a Puglisi chiamandolo Iddu, ma nella terminologia mafiosa Iddu direi che è il boss dei boss, neanche un boss di seconda categoria. Allora definire Puglisi Iddu significa capire che Puglisi operava per il bene senza però comprendere che era il bene del territorio. Loro vivono, la mafia vive Puglisi come qualcuno che vuole appropriarsi di un territorio che appartiene loro. Ecco perché viene ucciso, detto chiaramente in maniera molto semplicistica. In effetti tutto ciò che Puglisi aveva a che fare con i bambini principalmente di quel territorio, bambini che subivano, fino ad allora avevano subito il fascino della mafia e erano animati da quel desiderio di bene mafioso in cui i mafiosi credevano. Arriva Puglisi e li fa innamorare di un altro bene, cioè propone loro come alternativa quell'amore cristiano che non è detto, ma è testimoniato con la propria vita. I bambini comprendono che si può essere persone libere, libere di pensare, libere di desiderare, tutti verbi che la mafia non accetta. Nella mafia sei, come definisce i mafiosi, i figli dei mafiosi, il professore Girolamo Loverso, analista palermitano che tanto ha lavorato su questi temi, lui definisce i mafiosi replicanti, cioè coloro che come soldatini replicano ciò che è stato detto loro di fare. Puglisi entra là e scardina quel sistema. È fastidioso quindi. Molto fastidioso perché, come ha ben sottolineato lei, la mafia vuole comandare nei quartieri e si infiltra in tutti gli ordini della società, ma c'è di più, la mafia utilizza anche, come dire, delle figure che appartengono alla religione cristiana e cattolica, i santini, i crocifissi, ma quella non è la vera religione. Il nostro arcivescovo, l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, l'ha definita una religione capovolta. È esattamente la stessa operazione che i mafiosi fanno con molte delle parole del nostro lessico. Ho detto prima bene e male. La religione è piena di simboli e di simbologie di cui la mafia si è appropriata a proprio uso e consumo. La punciuta avviene, cioè l'affiliazione alla mafia avviene, o forse è meglio dire avveniva, perché oggi è un po' più desueta questa attività, avveniva con il sangue che veniva versato su un santino. Ci sono mafiosi che raccontano, killer, che raccontano che prima di andare a fare un omicidio andavano in chiesa a raccomandarsi perché le cose andassero bene. Abbiamo le Bibbie sottolineate di Provenzano, abbiamo l'altare nella casa di Pietraglieri. Ecco, abbiamo tanti segni che fanno dire a questi mafiosi di essere cristiani, tra l'altro battezzati, frequentanti la chiesa. Ma di quale chiesa parliamo? Sempre di quella chiesa d'uso e consumo dei loro interessi, la loro chiesa, tanto che di Puglisi un altro pentito dice ma tu fatti il parrino, lo dice questo Totorrina, ma tu fatti il parrino, lasciali stare i giovani, il campo, la chiesa, fatti il parrino. Fatti solo le messe. Esatto, Totorino diceva fai la messa e basta. Ma invece Don Puglisi proprio durante le sue omelie si rivolgeva direttamente anche ai mafiosi e quindi era ancora più scomodo, no? Perché proprio li cacciava dalla Chiesa. Oggi, per concludere, la mafia è stata dichiarata atea, una struttura di peccato, e lo ha detto con chiarezza prima Giovanni Paolo II, ma lo ha perfezionato Papa Francesco. Ormai è acclarato. Quindi chi è mafioso è fuori dalla Chiesa, ormai come dice la professoressa Cascio, non ci sono dubbi, è inutile che vi mettete i crocifissi, le collane d'oro con le Madonne, eccetera, eccetera, o utilizzate i santini durante le feste popolari e le feste del patrono. Quella non è vera fede, quella non è essere religiosi, cattolici e cristiani. Grazie professoressa, io so che lei ha altri impegni e la saluto, la ringrazio veramente per questa sua
bellissima testimonianza, davvero edificante. Complimenti a voi e soprattutto a quel ragazzo che non conosco, però ho capito che lavori in un oratorio, sì, ed è quella la strada giusta. Siate puglisiani. Grazie, ora parleremo con Qualche Giuseppe ora. Sant'Elena. Grazie ancora alla professoressa. Do il benvenuto al filosofo Augusto Cavadi, filosofo e scrittore. Ben trovato, professore. Lei ha scritto un libro di recentissima pubblicazione assieme a Don Cosimo Scordato e mi incuriosisce molto ecco, stiamo vedendo anche la copertina. Ma il titolo mi incuriosisce molto perché Padre Pino Puglisi, un leone che ruggisce di disperazione. Ma perché questo sottotitolo? Ma l'editore ha voluto estrapolare questo verso di un componimento poetico dello stesso Padre Puglisi, e quando Padre Puglisi l'ha scritto voleva rappresentare, voleva dare voce alla gioventù che vorrebbe realizzarsi, vorrebbe esprimersi, ma viene castrata da un ambiente mafiogeno, da un ambiente oppressivo, da un ambiente illiberale. Però anche se Puglisi non pensava a se stesso, o perlomeno non esplicitamente, dipinge molto bene l'ultimo periodo di Padre Puglisi. Egli, che di solito era sorridente, spiritoso, autocritico, ironico, nelle ultime settimane chi lo ha incontrato, per esempio Don Cosimo Scordato, lo ha trovato rabbuiato, preoccupato e soprattutto addolorato dell'isolamento. Questo è un punto su cui nel mio intervento, nella parte del libro, insisto molto. Padre Puglisi è stato ucciso perché chi lo doveva affiancare e proteggere, cioè prima di tutto la sua chiesa, i suoi confratelli, il suo vescovo, lo hanno sottovalutato i suoi rischi, i suoi pericoli, non hanno raccolto il suo appello alla solidarietà. Purtroppo è un copione che conosciamo, perché se un magistrato viene isolato dagli altri magistrati, come il procuratore della Repubblica Gaetano Costa, che firma un provvedimento giudiziario contro le famiglie mafiose palermitane, chiede ai suoi 6 sostituti di cofirmare con lui il provvedimento, i 6 sostituti si rifiutano, lui dice va bene, io seguo la mia coscienza, lo firmo da solo. Chiaramente era un messaggio: guardate che questa è una testa dura, fatelo fuori e torniamo alla normalità. È successo a Libero Grassi, non faccio tutto l'elenco che faccio nel libro, di persone che per primi sono stati traditi da coloro che appartenevano alla stessa categoria professionale, alla stessa cerchia, diciamo. No, purtroppo questo è valso pure per la Chiesa Cattolica. Capisco che non è comodo dirlo, non mi attira, come dire, l'Oscar della simpatia, come d'altra parte non mi capita quando parlo agli imprenditori o quando parlo ai magistrati, però sono convinto che ogni volta che noi lasciamo solo uno che contesta la mafia, oggettivamente diventiamo complici di chi gli spara. Credo che, intanto stiamo parlando di una chiesa di 30 anni fa, ma credo anche che non tutti sanno cosa veramente sta facendo un sacerdote in ciascuna sua parrocchia, perché Don Pino Puglisi era anche una persona mite che non amava mostrarsi, proclamare io sono bravo, io faccio questo, io faccio quell'altro, però so che ha anche faticato per aprire il suo centro, il centro Padre Nostro, e questo è effettivamente un sintomo di scarsa considerazione che si è avuta in quel quartiere. Ma si stava parlando di giovani e diamo la parola ovviamente a Giuseppe Sant'Elena, perché di un oratorio che porta il nome di Don Pino Puglisi e addirittura in provincia di Catania è interessante scoprire come mai avete pensato a Don Pino Puglisi. Intanto salve a tutti. Per me è un grande piacere essere qui e parlare di Don Pino Puglisi e parlare del nostro oratorio.
Il nostro oratorio, come dicevi tu, in provincia di Catania, è dedicato proprio a Don Pino Puglisi. Perché? Qual è Perché- lo spirito di questo oratorio? Tanto Di perché cui abbiamo sì. alcune foto, immagini che magari vedremo. Dicevo, perché Don Pino Puglisi, come mi domandavi? Perché Don Pino Puglisi è un nostro conterraneo, anche contemporaneo. Quindi quale poteva essere, diciamo, una figura migliore per dedicare un oratorio, che è un luogo educativo, un luogo dove ci stanno ragazzi, ma soprattutto un luogo che è nella nostra terra, è in Sicilia, no? E sappiamo Stiamo che... vedendo proprio un brevissimo video dove siete radunati, c'è Monsignor Renna che vi stava dando il saluto. Sì, sì, proprio qualche giorno dopo il suo arrivo a Catania. E dicevo proprio questo, la nostra terra che chiaramente ancora è macchiata dalla mafia. Mi ha colpito tanto, Adelaide, il titolo di questa trasmissione di oggi, no? L'eredità di Don Pino Puglisi. E dicendo qual è l'eredità di Don Pino Puglisi, possiamo benissimo dire qual è anche uno degli scopi del nostro oratorio. E mi riallaccio ai fatti accaduti proprio in questi giorni. Ne parlavamo con il nostro parroco, Don Agrippino Salerno, che chiaramente manda i suoi saluti. E dicevamo proprio questo, corsi e ricorsi della storia. L'altro ieri, proprio a Biancavilla è stata protagonista di arresti molto importanti che riguardano la cosca locale. E proprio nei giorni del 30° anniversario del martirio di Don Pino Puglisi, corsi e ricorsi della storia. Oppure è ancora un invito che ci viene fatto per dire la mafia c'è, la mafia tante volte è accanto a noi, si infiltra anche dove noi capiamo che non ci sia, invece c'è. Allora, secondo me, l'eredità di Don Pino Puglisi, che è il messaggio vivo che lascia a tutti noi, è quello che ci vuole dire. Continuate, perché io non ci sono più, ma ho lasciato la mia testimonianza che deve essere fatta viva. E allora penso che se ognuno fa qualcosa, che era il suo motto, allora si può fare molto. Se ognuno di noi sa distinguere il bene dal male, nella vita quotidiana di tutti i giorni, allora veramente possiamo sconfiggere insieme questo male mafioso che ancora si insidia nella società e è accanto a noi e non lo possiamo negare. Professore Cavati, è d'accordo su quanto viene detto? Sì, sono d'accordo soprattutto perché si sottintende nelle dichiarazioni di questo giovane amico uno degli errori madornali che compie l'opinione pubblica, che compie molti politici, che compiono anche molti osservatori anche nel mondo ecclesiastico, cioè l'errore di pensare che quando la mafia non spara non c'è o è in difficoltà. Questo è un errore che abbiamo fatto nei 200 anni circa di mafia siciliana ripetutamente e ogni volta siamo stati clamorosamente smentiti, perché non è vero che se il sintomo cessa vuol dire che c'è stata la malattia. Purtroppo in questi casi la mafia permane e cambia volto, cambia metodo, cambia strategia, la famosa mafia sommersa, anzi in un certo senso, non voglio essere paradossale, ma insomma quello che penso lo voglio dire, in un certo senso quando la mafia non ha bisogno di ammazzare dobbiamo preoccuparci, perché vuol dire che fa così bene i suoi affari, ha talmente rapporti diciamo proficui con il mondo dell'imprenditoria, con il mondo della politica, con le amministrazioni pubbliche, che non trova dei funzionari che le si oppongono o che le si oppongono in maniera diciamo dura, come Bonsignore a Catania, come Filippo Basile a Palermo, Certo. come naturalmente tutti i magistrati che conosciamo. E allora da questo punto di vista nel libro che ho scritto con padre Scordato, io dal mio punto di vista di pedagogista, di insegnante, di animatore di centri sociali, io insisto su questo punto: dobbiamo rendere non occasionale, episodica, ma sistematica una formazione alla cittadinanza attiva, che implica anche conoscere la mafia, conoscere le
la mafia non solo nelle sue manifestazioni plateali, ma anche in quelle sommerse e non certo meno pericolose, e quindi attivare delle strategie di contrasto alla mafia che siano complementari rispetto a quello che può fare l'azione giudiziaria e repressiva dello Stato. Dobbiamo andare in pubblicità velocemente e poi avremo pochissimi minuti proprio per i saluti finali e per un messaggio positivo da lanciare a chi ci sta ascoltando. Pubblicità, tra poco. Eccoci rientrati in studio, stiamo parlando di Don Pino Puglisi, beato, 30 anni fa la sua uccisione, abbiamo proprio 2 minuti per le conclusioni. Giuseppe Sant'Elena, responsabile dell'oratorio di Biancavilla intitolata a Don Pino Puglisi, cosa si fa per accedere al vostro oratorio? Si bussa alla porta e si entra? Sì, assolutamente questo, si bussa alla porta e si entra, anzi neanche si bussa perché la porta la si trova aperta. L'oratorio è la casa di tutti, non si fanno differenze. A che età si può accedere e fino a che età? Ma nell'oratorio ci sono tutte le età, perché ci sono i bambini più piccoli, già dalla prima elementare, ma ci sono anche i volontari molto avanti negli anni che anche a conclusione della loro, diciamo, carriera lavorativa, essendo in pensione, si dedicano ai più piccoli, quindi non ci sono età, sono tutte come le età. persone come te, che sei uno studente, un Sì. laureando in giurisprudenza e dedichi parte del tuo tempo ad educare i ragazzi più giovani, e questo ti fa sicuramente onore. Sei cresciuto dentro l'oratorio o ti sei accostato in età No, più grande? sono cresciuto dentro l'oratorio, poi è arrivato il momento, diciamo, di cercare di fare qualcosa. Dopo aver ricevuto, sì, hai bisogna iniziato a dare, dare. assolutamente. Grazie Giuseppe Sant'Elena, complimenti e un saluto a tutti i ragazzi dell'oratorio di Biancavilla. Augusto Cavadi, in conclusione cosa possiamo dire? Che dobbiamo impegnarci non occasionalmente ma sistematicamente, e quindi dobbiamo intanto leggere, studiare, documentarci, perché la mafia ha bisogno di chiacchiere e di essere ignorata nei suoi veri meccanismi. Noi in Sicilia abbiamo la fortuna di alcuni centri studi come il Centro Impastato che elabora degli studi, delle ricerche. Noi come Scuola di Formazione Politica Giovanni Falcone cerchiamo di divulgare, di tradurre per chiunque abbia voglia di istruirsi. Non basta naturalmente conoscere, bisogna evitare di votare per gli amici dei mafiosi. Bisogna anche supportare, come fanno i ragazzi di Addio Pizzo da 20 anni, supportare tutti quei commercianti che si rifiutano di pagare il pizzo. La mafia è una realtà complessa perché è militare, ma è anche politica, ma è anche economica, ma è anche culturale. Noi dobbiamo contrastarla su tutti questi livelli, non solo quello militare, che è compito della magistratura e della polizia, ma anche sul piano politico, sul piano economico e sul piano culturale, e questo lo possiamo fare solo noi cittadini. Grazie Augusto Cavadi, grazie per essere intervenuto in questa trasmissione. Io aggiungerei la mafia appunto è sotterranea, a volte spara, altre volte no, ma è anche una mafia, come ha evidenziato anche l'operazione ultima che c'è stata proprio a Biancavilla, che Giuseppe Sant'Elena ci ricordava, è anche una mafia che ha timore delle denunce di chi taglieggia, quindi non è imbattibile, come diceva anche il giudice Falcone, è qualcosa che attiene alla nostra sicuramente società, ma se ognuno fa qualcosa, come diceva anche Don Pino Puglisi, certamente possiamo rendere il mondo un po' migliore. E in questo caso sto citando Baden-Powell. Ma chiusura con diverse citazioni, non so, mi è venuta così. Grazie a tutti, grazie a Giuseppe Sant'Elena, grazie alla regia e grazie anche a chi ci ha seguito da casa. A più tardi, anzi alla prossima. Grazie.